Il profeta Samuele aveva scelto Saul come re di Israele quando il popolo pretese di essere come tutti gli altri popoli. Ma Saul fu un re disobbediente e il racconto del primo libro di Samuele mette in evidenza questo atteggiamento disobbediente. Saul non aspetta, Saul non ascolta, Saul fa di testa propria, perciò il Signore lo rifiuta. E così Samuele viene mandato a scegliere un altro re di Israele. La figura di Davide entra così nel racconto della tradizione biblica con un testo particolarmente interessante ma fortemente teologico. Non possiamo leggerlo come una cronaca, bensì come una tardiva rilettura di questi avvenimenti. Il giovane Davide emerse lentamente come guerriero, come soldato di ventura, come capace organizzatore anche di spedizioni militari. Ma quello che troviamo nel capitolo 16 del primo libro di Samuele è un racconto teologico in cui si vuole mostrare come all'inizio di una vicenda personale ci sia una scelta di Dio. Da grande Davide diventerà capace di guidare il popolo. Sarà il popolo stesso a sceglierlo come re. Ma fin da piccolo era stato individuato da Dio. Leggiamo dunque questo racconto nel primo libro di Samuele al capitolo 16. Notiamo anzitutto come sia personaggio importante del racconto il Signore stesso. È in gioco Lui. Mentre in molti episodi di questa narrazione storica si parla semplicemente dei fatti, degli avvenimenti, e il Signore non è nominato. Qui invece è Lui il protagonista. Il Signore disse a Samuele: «Fino a quando piangerai su Saul mentre io l'ho ripudiato, perché non regni più su Israele? Riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemmita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re». Samuele rispose: «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore soggiunse: «Prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Jesse al sacrificio. Allora io ti farò conoscere quello che dovrai fare e ungerai per me colui che io ti dirò». Questo non è un racconto normale.
Qui viene mostrata una rivelazione di Dio che nei dettagli spiega a Samuele che cosa deve fare. È un modo per mostrare il senso profondo degli eventi. Non possiamo essere così semplici e infantili da pensare che Samuele sentisse la voce del Signore come voi adesso state ascoltando le mie parole. Questo è un racconto che va al di là della percezione fisica e vuole mostrare un significato profondo. Samuele sta domandandosi: come posso venire fuori da questa situazione? Samuele sta piangendo sulla condizione negativa di Saul. È un re scelto da lui, ma non va bene. In questo momento in cui si domanda come fare, ha una idea, una intuizione. È il Signore che gli ha fatto venire in mente questa idea. Gli suggerisce di scegliere qualcun altro. Addirittura gli viene data l'indicazione precisa della famiglia. Samuele viene mandato nella casa di Jesse di Betlemme, perché all'interno dei figli di quell'uomo il Signore si è scelto un re, ma Samuele non sa chi sia. Samuele è il veggente, cioè colui che sa vedere. È chiamato così quello che gli inglesi chiamerebbero wizard, il saggio, lo stregone, ma per noi ha un senso negativo, il sapiente che sa guidare e interpretare, che vede lontano, che vede anche al buio. Samuele è un veggente però che non vede che cosa fare, non vede dove andare, non vede come fare, non sa chi è colui che deve essere scelto. Questo serve per rinviare tutto al Signore. Samuele non sa, ma il Signore sa. Dietro agli eventi storici che l'uomo non riesce a decifrare con precisione, è possibile riconoscere un progetto di Dio. Il fatto è che questo progetto non si capisce in diretta, cioè mentre avvengono i fatti storici, ma dopo, per chi è capace di far tesoro di tutti i passaggi, è possibile riconoscere che un filo c'era, che il Signore aveva guidato i vari passi. Le vicende singole non erano casuali, fortuite, abbandonate ad una sorte cieca, ma erano state guidate da un progetto provvidente di Dio, cioè un Dio che vede prima e provvede, cioè interviene a favore per risolvere quella situazione. Dunque, Samuele, veggente che non vede, obbedisce. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme. Gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti, perché non era comune la sua visita e dal momento che si trattava di un personaggio importante e significativo, poteva essere ambigua la sua visita. Gli chiesero: «È pacifica la tua venuta?»
rispose è pacifica, cioè sono portatore di una buona notizia, non sono venuto in polemica o per recare brutte notizie. Sono venuto per sacrificare al Signore. Samuele è un profeta, ma ha anche il compito rituale, presiede i riti. Lo abbiamo già visto con Saul. Adesso ha preso l'iniziativa di organizzare una celebrazione particolare a Betlemme, un sacrificio di comunione, cioè un'occasione in cui si loda e ringrazia il Signore con il sacrificio di alcuni animali. Sull'altare vengono bruciate alcune parti degli animali, il resto viene cucinato e diventa un lauto banchetto a cui partecipano tutti gli abitanti del villaggio, soprattutto i poveri. Diventa un sacrificio di comunione, cioè un'occasione per mettere in comunione con quelli che non hanno da mangiare la possibilità di mangiare bene. È il collegamento fra il ringraziamento al Signore e la condivisione dei beni. In modo straordinario Samuele ha organizzato un rito del genere e quindi dice a tutti gli abitanti di Betlemme: santificatevi, cioè preparatevi in modo tale da essere puri, poi venite con me al sacrificio. Fece santificare anche Jesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Santificare vuol dire rispettare quelle regole rituali per cui si è in stato di purità e si può in modo lecito partecipare ad un rito liturgico di sacrificio. Essere invitati al sacrificio vuol dire sedere a mensa in questo banchetto di comunione. Samuele, personaggio autorevole, venuto da lontano, invita Jesse come personaggio di riguardo fra tutti gli abitanti di Betlemme. Quando furono entrati, egli vide Eliab. Samuele viene presentato alla famiglia di Jesse e in ordine Jesse fa vedere al grande profeta i suoi figli, cominciando dal maggiore, naturalmente. Samuele vede dunque Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Disse, cioè pensò. Il Signore replicò a Samuele. Notiamo che il narratore mostra un dialogo fra Samuele e il Signore mentre si trova in pubblico. Ma questo non avviene quindi in modo percepibile dagli altri, è un dialogo interiore. Samuele si domanda: è questo? Sicuramente è questo. Se l'idea che gli era venuta riguardava il figlio di Jesse, questo è il primogenito, è un giovanotto, grande, grosso, bello, forte, sicuramente è lui. Il Signore dal di dentro risponde a Samuele con una formula sapienziale di grande valore. Non guardare al suo aspetto, né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti, l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Come nell'episodio di Saul si era detto
che il Signore vuole l'obbedienza più che il sacrificio. Così adesso il narratore teologo, molto tardivo rispetto al tempo in cui è ambientato l'episodio, aggiunge questo prezioso particolare di insegnamento sapienziale. Non bisogna guardare l'apparenza. Il Signore non guarda l'esterno, ma l'interno. L'uomo invece spesso si inganna perché vede qualcosa che lo colpisce, ad esempio la bellezza, l'alta statura di questo giovanotto. Il Signore invece vede il cuore. Sappiamo che nel linguaggio biblico il cuore indica la mente, la mentalità, il modo di pensare, il modo di essere, l'io profondo che caratterizza la persona. Samuele, profeta, veggente che non vede, deve imparare a vedere meglio. Ma naturalmente il racconto è fatto per il lettore, è fatto per noi che stiamo leggendo questa pagina. L'antico autore sta insegnando a noi come dobbiamo vedere le cose, soprattutto come dobbiamo guardare le persone. Samuele viene invitato a guardare come guarda Dio, a guardare il cuore. E Samuele non è capace di guardare il cuore. E allora deve obbedire, deve fidarsi, deve lasciarsi portare da questa ispirazione divina. E la prima cosa che ha capito Samuele è che il primogenito non è quello scelto. Jesse chiamò Aminadab e lo presentò a Samuele. Ma questi disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare Sciammà e quegli disse: nemmeno costui il Signore ha scelto. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli. E Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. È una delusione, perché sembrava che il Signore avesse scelto uno dei figli di Jesse. Questo personaggio importante di Betlemme li ha presentati tutti e 7, e il 7 sappiamo che è un numero di pienezza, e non c'è nessuno che vada bene. Al che a Samuele viene un dubbio e chiese a Jesse: sono qui tutti i giovani? Sono 7, sono tutti. Siamo sicuri che siano proprio tutti? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Ce n'è un ottavo. L'8 è un numero che va al di fuori dello schema. C'è un ottavo figlio ed è il più piccolo. Ed è trattato come un servo, un garzone che ha il compito di badare alle pecore. Per quella giornata di festa, i più grandi si sono cambiati e sono venuti al banchetto solenne in centro a Betlemme. Chi fa la guardia al gregge? Il più piccolo. È quello che ha meno diritti. Tu sei il piccolo, stai a lavorare, a fare la guardia al gregge. Samuele replicò: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che
che egli sia venuto qui. Lo mandò chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Fulvo è un aggettivo un po' strano, vuol dire biondo, rossiccio. È molto strano, perché in quella civiltà erano per lo più di carnagione scura e di capelli neri. Un bambino coi capelli chiari, rossicci, è strano. Quasi una persona di cui vergognarsi. I capelli rossi sono rimasti ancora per tanto tempo come indizio negativo. L'uomo guarda l'apparenza e si lascia influenzare negativamente. Questa è una formula che viene ripetuta. È un ragazzino dai capelli chiari, dagli occhi belli e gentile di aspetto. È piccolo però, è insignificante, socialmente non conta niente. Sicuramente il padre e i fratelli più grandi gli avranno detto tante volte: stai zitto tu che sei piccolo. Quando lo vide, il Signore disse a Samuele: alzati e ungilo. È lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel momento in poi. Samuele si alzò e andò a Rama, a casa sua. Questa unzione è un intervento simbolico, perché Davide non è cambiato, non è stato unto re, è rimasto il ragazzino pastorello, ma semplicemente il vecchio profeta Samuele ha compiuto un gesto profetico, cioè ha annunciato che c'è un progetto di Dio su quel bambino. Da grande diventerà qualcuno. E lo Spirito del Signore si posò su di lui da quel momento in poi. Davide viene guidato dallo Spirito di Dio, è una formula che ritorna frequentemente anche nei racconti dei giudici. Davide diventa un personaggio carismatico, guidato dallo Spirito. I capitoli seguenti narrano come il ragazzino, andando a trovare i fratelli che fanno il servizio militare sotto Saul, vinca quel bestione di Goliat, il filisteo che aveva sfidato a singolar tenzone gli israeliti. Nessuno dei guerrieri aveva accettato lo scontro. Il ragazzino, con una fionda e un sasso di fiume, colpisce, abbatte il grande Golia e con la spada di lui gli taglia la testa. Il piccolo vince sul grande, il disarmato vince sul grande guerriero armato fino ai denti. E Davide entrerà a corte come scudiero, come menestrello. Sa suonare la chitarra, la cetra, sa cantare bene. Aveva fatto allenamento facendo la guardia alle pecore, aveva imparato a cantare, a suonare strumenti musicali. Fa il ragazzino di lavoro presso Saul e lentamente acquista simpatia, stima, al punto che Saul diventa tremendamente geloso di lui, lo perseguita e Davide deve scappare, deve abbandonare tutto, diventa un fuggiasco, un bandito nascosto sulle montagne di Giuda, finché Saul
muore in battaglia. Ecco, quella sarà la disgrazia finale. Lì sarà il segno che il Signore lo ha abbandonato. Saul non è riuscito a vincere i Filistei. È morto in battaglia insieme ai figli. Israele è stato drammaticamente sconfitto. Davide era molto lontano. Bisognerà andare a cercare lui per risolvere quella situazione. Allora Davide diventerà re.